Anche quest'anno a Teolo si sono volute ricordare le 28 vittime dell'attentato alla caserma di Nassiriya. Presenti alla cerimonia presso il monumento collocato nella piazzetta della stazione dei Carabinieri il sindaco Valdisolo, le autorità civili e militari e le associazioni del territorio. L'attentato si consumò il 12 novembre 2003, quando un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò all'ingresso della caserma dei Carabinieri. L'esplosione fece saltare in aria anche un deposito di munizioni della base, provocando numerose vittime tra i carabinieri, i militari e alcuni civili. Oggi la cittadinanza, presenziando e ricordando le vittime, ha espresso la volontà di non voler dimenticare chi è caduto per la pace e per la libertà altrui. Sfiscia Merciane News, Teolo.